Onda, sic et non. Ripartiamo dal buonsenso contro il politicamente corretto di oggi con Marco Tognini. Open Your Eyes, cari amici, grazie di essere con noi, come sempre su Radio Libertà. Sono le 12. Vi ricordo che per intervenire nella nostra trasmissione, per segnalare, per dibattere, come sempre senza censure, potete chiamare lo 02 9294 7222 oppure WhatsApp 340 670 9659. Durante la scorsa puntata siamo stati anche funestati da un tentativo di hackeraggio, però il nostro podcast è vivo, vegeto e lotta con noi, quindi ringrazio anche dell'attenzione da parte degli hacker, ma andiamo avanti, ovviamente cercando di approfondire le notizie della settimana, andando magari a cogliere fior da fiore anche sulla stampa internazionale, cercando di approfondire e di parlare di dare qualche spunto in più per la vostra riflessione. Non mancano gli spunti della settimana, non solo in riferimento all'attualità, ma anche insomma a quello che si muove un po' dietro le quinte. Parleremo volentieri anche di Unione Europea, parleremo di costume. Se abbiamo tempo parleremo anche di Papa Leone, insomma c'è molta carne al fuoco. Volevo segnalare da Libero di ieri un cambio di paradigma, potremmo dire, da bandiera rossa a bandiera bianca. La sinistra che purtroppo alza bandiera bianca. Mi riferisco il titolo è diciamo emblematico, il trauma di Fiesole, provincia di Firenze, militanti in fuga da Elli, addio festa dell'unità. Il PD cancella l'evento che si teneva da 73 anni, non ci sono volontari, l'amarezza dei Dem, torniamo tra la gente, ormai è finito il sogno. Le associazioni degli storici organizzatori ammettono: non siamo riusciti a coinvolgere i giovani per mandare avanti il servizio ai tavoli, il lavoro in cucina e il calendario di eventi. È la fine di un'epoca. Se voi andate poi a vedere anche il sito Facebook, diciamo, proprio della federazione di Fiesole, insomma c'era un post dello scorso 29 luglio in cui si ringraziavano anche le persone che hanno partecipato e invece da quest'anno effettivamente le risorse più preziose, che non sono quelle insomma monetarie, ma sono quelle dell'impegno gratuito di quei militanti che da sempre anche il movimento Lega insomma se ne fa un vanto, di quei militanti che danno tempo gratis et amore Dei per la causa, perché ispirati da comunque idealismo o semplicemente dalla voglia di stare insieme, e cominciano a scarseggiare. È sicuramente una delle situazioni più comuni a tutti, sicuramente si fa sentire in maniera trasversale questa situazione, però è anche l'indice di una sinistra che insomma, come dicono in tanti, c'è una critica di Salvatore Buglio, che è l'ultimo operaio ad essere stato eletto nel PD in Parlamento. Ebbene, l'onorevole Buglio dice: operai e giovani non ci votano più, è finito il sogno, i lavoratori sono stati trascurati, l'errore è aver pensato che gli operai non potessero fare altro che votare a sinistra, ma non è così. Ovviamente alla sinistra, quella cosiddetta organizzata, invidiamo tra virgolette la sua macchina, la sua esemplare macchina da guerra tutt'oggi presente, che va dai media alla presenza sindacale, alla presenza del mondo della scuola, della cultura, dello spettacolo, dell'intrattenimento, che ovviamente non è una macchina da guerra semplice, che si nutre di finanziamenti. Abbiamo visto le polemiche anche recenti legate per esempio al mondo del cinema, al tax credit inventato dall'ex ministro Franceschini, che però poi finiva in mille rivoli poco produttivi, purtroppo, poco produttivi, o comunque
a volte, ed è quello che le indagini stanno portando avanti, anche fraudolenti. Quindi da questa vicenda, diciamo, tornare ad ascoltare la gente, tornare all'impegno civico, politico in qualunque campo, ovviamente puntando anche e soprattutto ai risultati. Per quella che è la mia esperienza, anche personale, posso dire che sicuramente, il clima è cambiato molto negli anni del post 2000. C'è stata sicuramente anche una manovra riuscitissima da parte di, certa stampa nel delegittimare tutta la politica, quindi diciamo sia la buona politica che la cattiva politica, perché c'è stato un momento in cui bisognava, ve lo ricordate bene, accreditare i tecnici. Ecco che allora arriva Monti, poi arriva Draghi, arrivano, vi ricordate Cottarelli con lo zainetto, eccetera, eccetera. Quella retorica, se pensate poi ai libri sulla casta, eccetera, eccetera, sicuramente veri, non sto mettendo in dubbio, ma sicuramente ha portato grande sfiducia in questo mondo e effettivamente ha tolto grandi stimoli ideali, che però effettivamente erano, come dire, strumentali a un certo tipo di ragionamento, di potere. Ecco, questo è evidente. In più ci si è messa, diciamo, la retorica degli anni dei 5 Stelle, molto pauperista, eccetera, che, diciamo, l'onestà si è vista poco, da quello che sappiamo oggi. L'onestà si è vista poco, la competenza ancora meno. Quindi insomma, chi fa politica, insomma, deve sapere che deve essere, preparato, che deve fare un minimo di cursus honorum, come si suol dire, no, perché effettivamente se arrivi anche ai piani alti senza aver mai svolto nulla ai piani bassi, ehm, la gente se ne accorge, insomma, non c'è esperienza, non c'è lavoro, come dire, appreso sul campo e, insomma poi la stessa attività di governo o di sindacato ispettivo, che è quella anche molto importante di chiunque faccia politica, ne va a risentire. Quindi, una riflessione che ci sentivamo in tutto e per tutto di, dover fare. Una segnalazione che ci arriva molto importante, una battaglia importante del Carroccio, la porta avanti l'europarlamentare, Susanna Ceccardi, eletta nell'Italia centrale, europarlamentare, della Lega, quindi membro del gruppo dei patrioti al Parlamento europeo. Di che cosa si tratta? Vi leggo il titolo è molto semplice, è molto chiaro: "Il 5 per 1000 finisce ai centri islamici. Ira della Lega, verifiche sui fondi. Le moschee non possono chiedere contributi perché non c'è il concordato con lo Stato", vi ricordate il famoso 8 per 1000 religioso, "così vengono utilizzate le associazioni culturali. Ceccardi, dichiara: "Ho chiesto alla UE di intervenire subito. Nella lotta contro l'islamizzazione del paese la Lega apre dunque il fronte del 5 per 1000. Come è noto, le associazioni islamiche non possono accedere ai fondi dell'8 per 1000 in quanto la loro confessione non ha mai firmato l'accordo con lo Stato italiano, requisito fondamentale per essere una religione riconosciuta a tutti gli effetti e poter godere dei benefici del caso, compreso l'accesso ai fondi riservati alle confessioni religiose. Ma in Italia è più vivo che mai il detto: "Fatta la legge, trovato l'inganno". E così, se le moschee non possono ottenere fondi, al contrario i fantomatici centri culturali islamici, la differenza è sottile e si è sempre giocato su questo equivoco, possono invece chiedere di partecipare al riparto delle risorse ottenuto dallo Stato con il 5 per 1000 destinato agli enti del terzo settore. Il terzo settore, cioè, diciamo, il volontariato, ecco. Una circostanza fortemente contestata da, Susanna, Ceccardi. Vedo che abbiamo però già una telefonata in linea, la facciamo passare molto volentieri. Pronto, ciao, chi sei, da dove chiami? Buongiorno dottor Tognini, Lisetta. Buongiorno a lei. Se non le dispiace, io vorrei parlare del disprezzo delle regole che c'è in Italia. Prego. E allora, secondo me, dottor Tognini, le democrazie si basano, mi sembra, sul rispetto delle regole che ogni cittadino ha l'obbligo di rispettare affinché
gli siano riconosciuti i giusti diritti che gli competono, sempre secondo me. Allora, sia a livello nazionale che internazionale, quello che da qualche tempo sta avvenendo è che sempre più cresce l'insofferenza, dottor Tognini, delle regole da parte di molti. Allora, il principio è: le regole me le faccio io e voglio vedere cosa mi potete fare. Questa irresistibile voglia di libertà, dico io, che libertà non è, ma è arbitrio, viene dal basso e porta alla fine della democrazia. Si va in bicicletta o monopattino in zone pedonali, non si raccolgono le deiezioni dei propri cani, si demoliscono gli autovelox perché si vuole essere liberi di correre, si aggrediscono i medici e il pronto soccorso e i professori che bocciano i figli in un crescendo giorno per giorno, fino ad arrivare, dottor Tognini, al fenomeno delle violente gang di minorenni che usano la forza brutta ed irrazionale, secondo me, per colpire e devastare ai sempre più numerosi casi di omicidi e femminicidi. E questo su scala internazionale, mi sembra, porta sempre più stati che si definiscono democratici a non rispettare i diritti e gli accordi, fino ad arrivare alla guerra, secondo me. Tutto qua quello che volevo dirle, la saluto e buona giornata. Grazie, buona giornata a lei. È un quadro estremamente attinente al vero, alla realtà di oggi. C'è un problema educativo, tra l'altro non si è mai stabilito, la scuola deve educare, ma soprattutto deve dare una formazione. La famiglia troppo spesso è mancata in questi ultimi anni perché la famiglia è il bersaglio preferito di qualsiasi forma poi di critica e quant'altro, insomma. E quindi chiaramente oggi, proprio da famiglie deboli, da famiglie inesistenti, da situazioni chiaramente che non ricevono aiuto, ecco, mettiamola così, poi nasce tutta questa serie di problemi. Per quanto riguarda le baby gang, il disagio anche dei giovani, che spesso sono giovani anche immigrati di seconda, di terza generazione, ne abbiamo parlato nella scorsa puntata insieme ad Alessandro Corbetta. È chiaro che bisogna agire su due fronti. Uno è il fronte chiaramente quello ehm, repressivo, ma repressivo proprio per la garanzia dell'ordine pubblico che va data a ciascun cittadino, perché la libertà di ciascun cittadino non sia effettivamente violata, o peggio l'incolumità del cittadino stesso. Dall'altra, insomma, venire incontro con proposte di qualità ai giovani di oggi, che non siano una canzone che quasi sempre fa riferimento alle gang americane, oppure ambienti degradati. Insomma, io credo che i giovani abbiano bisogno di proposte di alto livello, e il fatto che comunque nelle nostre città ci dovrebbe essere più spazio per il mondo sportivo, che mette, diciamo, anche in un senso agonistico il giovane alla prova e gli insegna che per certe cose bisogna far fatica, o tutto un mondo legato alla possibilità di studiare insieme, di aiutarsi a vicenda. Pensiamo ai centri di studio, pensiamo a tante soluzioni che effettivamente, diciamo, oggi sono poco praticate, ma lì bisogna andare con fatica, e poi chiaramente tutto il resto fa riferimento invece a questioni di ordine pubblico, e come tale va utilizzato. Sappiamo che nel nostro paese non è semplice, però dobbiamo arrivarci, evitando gli eccessi che ci sono già in altre situazioni e in altri paesi. È chiaro che siamo assolutamente persuasi che una strategia a 360 gradi è l'unica che può riportare un minimo di valore da questo punto di vista. Vedo che abbiamo un'altra telefonata e la accogliamo subito. Pronto? Ciao, chi sei? Buongiorno, sono Paolo da Gorizia. Buongiorno Paolo. Volevo portare la mia esperienza di docente. Prego. Alle scuole medie. Allora, ascoltavo con attenzione le riflessioni portate, mi trovo molto d'accordo. Credo però che la politica stia solo recentemente rivalutando l'urgenza che abbiamo
che stiamo riscontrando noi sul campo. Certo. Perché attualmente abbiamo quasi un 30% di ragazzi con deficit cognitivo alle scuole medie, cioè un 30%. Se ci pensiamo a livello di PIL è una tragedia nazionale. Ragazzi che non sono in grado di usare un compasso, non sono in grado di fare 1+1, non sono in grado di capire che le foglie degli alberi si staccano. Cioè è una situazione tragica. E questa situazione non sappiamo a cosa è dovuta, ma abbiamo molti dubbi in merito all'utilizzo dei cellulari nelle famiglie in età molto piccola. Cioè già a partire da 1-2 anni vengono utilizzati come baglie elettroniche. Sì. Io sento dei rumori sottofondo, chiedo scusa, non sono ancora... Sì, assolutamente, bene, no? prego, sei in onda, sì, certamente. Grazie, chiedo scusa. E effettivamente dagli studi anche recenti che sono stati fatti a livello internazionale si nota che gli strumenti elettronici vadano a ridurre le connessioni cerebrali, vanno a produrre sostanze ad azione neurologica nel cervello, creando situazioni di dipendenza, ma soprattutto minori connessioni. Quindi di fatto nella fase di crescita i ragazzi escono con un deficit cognitivo. Questa secondo me è un'urgenza che dovrebbe essere la prima urgenza, e ben ha fatto il ministro dell'istruzione a vietarlo nelle scuole medie inferiori, ma andrebbe allargato immediatamente fino ai 18 anni probabilmente il divieto di utilizzo di questi strumenti. Devo anche dire che secondo me la cosa non è necessariamente va applicata per esempio ai computer. C'è una differenza abissale tra un computer con una tastiera e un telefonino touchscreen per tanti motivi. Quindi non sono contro l'informatica, ci mancherebbe altro, certo. È il futuro e da lì non ne veniamo fuori, è il futuro per tutti, però ad ogni età il suo strumento. Chiedo scusa se mi sono dilungato tanto, però veramente secondo me è una cosa che andrebbe affrontata tantissimo, perché siamo in un deserto, ma potrei raccontarvi, se a piacere lo facciamo un giorno, potrei raccontarvi situazioni drammatiche. Beh, allora richiamaci più che volentieri, prego, va bene. Buona giornata. Grazie mille, buona giornata. Un contributo assolutamente di valore, di qualità da una persona che comunque vede diciamo la situazione sul campo. Che dire, da parte mia è chiaro che lo vedo anche, io non da padre ma da zio, le mie nipoti fortunatamente insomma i loro genitori le tengono un attimino, perché sono ancora piccole, le tengono un attimino lontane insomma dal cellulare, non solo e non tanto perché poi il cellulare che oggi è connesso con internet, è connesso con tutto, non necessariamente con gli adeguati filtri, ma proprio per la passività che poi crea il dipendere sempre e comunque da questo strumento. Il fatto anche, non lo nascondiamo, per esempio, che si scriva sempre meno a mano, anche questo viene dato come un indice, comunque una mancanza che porta comunque a un minore utilizzo, ecco. È anche quella voglia di far fatica che viene un po' a mancare e che impigrisce il cervello. Poi è chiaro che c'è tutta una serie di situazioni legate, appunto, come si dice, alle famiglie, che purtroppo insomma
avere magari un momento di tranquillità in tante famiglie è importante, però non si può delegare alla TV o come dire, al telefonino, insomma, la cura di un minore. Bisogna avere chiaramente questo impegno, che è un impegno forte, un impegno gravoso, ma insomma è un impegno a lungo termine che serve per le generazioni del domani. Bene ha fatto il ministro Valditara, come si ricordava, a proibirlo a scuola, a dare un minimo di galateo che forse una volta esisteva e non c'era bisogno di portarlo come regole scritte. Oggi diciamo che nel vuoto che per tanti motivi si è generato, forse riprendere un minimo, diciamo, di narrazione con qualche paletto, senza voler essere né repressivi né autoritari, perché non c'è bisogno, basta essere, diciamo, autorevoli e far capire qual è il tema, qual è il problema dell'educazione, è importante. Si faceva riferimento anche alla politica. La politica oggi è diventata quasi semplicemente un mezzo di autoaffermazione personale, che per carità è una motivazione importante. Tutti abbiamo delle motivazioni personali per fare quello che facciamo, è una delle molle principali dell'agire umano, però è chiaro che per far politica devi sapere che, oltre a, diciamo, esibire te stesso, devi sapere che rappresenti comunque un interesse magari specifico di una classe, di una condizione, di una zona, di un territorio, e un interesse anche un po' più generale, con dei principi morali che devi portare avanti. Oggi, secondo me, questa mancanza, tra virgolette, di etica nella politica, che è vecchia, non è di oggi in realtà, vogliono farci credere che si peggiora sempre, ma in realtà, insomma, il male è antico. Questa mancanza di epica, se mi permettete il gioco di parole, è dovuta a una mancanza di epica, cioè al fatto che non si comprenda la grandezza, l'importanza di un lavoro come questo, di un mestiere vero e proprio come la politica, a cui bisogna dedicare tempo, risorse, fare sacrifici. Se la persona non capisce che far politica significa fare qualcosa di grande per la propria gente innanzitutto, allora poi forse viene a mancare anche il risultato effettivo. Non buttiamola, diciamo, sul sentimentale, però per esempio ricordo le parole di Paolo VI, che diceva che la politica, se ben interpretata, può essere addirittura la forma più alta di carità. Ecco, poi diciamo che molti si fanno gli affari propri, ecco, questo è un po' sotto gli occhi di tutti, però non buttiamo il bambino con l'acqua sporca, come si suol dire in queste situazioni, senza moralismi, ma sapendo che comunque una strada diversa, più, come dire, più pulita, più seria, c'è sempre, e la brava gente, la tanta brava gente che esiste a questo mondo si merita, e che spero, insomma, ascolti anche Radio Libertà. Vi dicevo, riprendo il tema di prima del 5 per 1000 ai centri islamici. Susanna Ceccardi parla di una palese elusione delle regole che disciplinano l'accesso alle risorse da parte delle religioni riconosciute, alle quali è invece richiesto un accordo con lo Stato e il rispetto di precisi requisiti di trasparenza e controllo. Voi sapete, insomma, c'è sempre stato questo problema per cui la religione islamica intanto non ha delle gerarchie complessive riconosciute, gli imam sono un po' improvvisati da questo punto di vista, insomma sono tante le situazioni, ci sono queste prediche che sono esclusivamente in lingua araba, così che insomma non si possa neanche controllare agilmente i predicatori d'odio. Voi sapete che insomma è un problema molto presente. Per questo Susanna Ceccardi ha depositato un'interrogazione per chiedere alla Commissione europea se è a conoscenza del fatto che in alcuni Stati membri, non solo l'Italia, enti che si presentano formalmente come centri culturali possano ricevere contributi pubblici pur svolgendo principalmente attività di propaganda religiosa non soggette a regolamentazione specifica. Ecco, anche questo è un tema molto, molto importante, che seguiremo volentieri.
Un'altra notizia che ci ha un po' scandalizzato, ecco, ed è dovuta forse all'imbarbarimento anche dei toni della politica, al fatto che forse non ci si confronta più e non si capisce, insomma, anche la gravità delle parole che si pronunciano, fa riferimento a quanto è accaduto all'Università di Trento, università storica in cui, insomma, anche la sinistra italiana ha avuto un ruolo decisamente importante. Vi leggo il titolo: "Una Barbie brigatista, a sinistra scherzano col fuoco". All'Università di Trento c'è ancora chi rimpiange Renato Curcio e le Brigate Rosse. Proprio in quell'ateneo, tristemente noto per aver dato i natali al gruppo che porterà alla fondazione delle BR, una studentessa ha deciso di sfoggiare sui social una maglia a dir poco vergognosa. La t-shirt raffigura una Barbie in versione brigatista, con tanto di Renault 4 rossa alle spalle, che insomma che ricorda l'omicidio Moro. Quindi la famosa bambola della Mattel presa a pretesto per una propaganda di questo tipo: passamontagna, documento falso, piede di porco e l'immancabile P38, pistola simbolo dei gruppi extraparlamentari. Ma i dettagli più inquietanti sono due, come vi dicevo. Dietro all'iconica bionda compare una Renault 4 rossa, quella appunto del sequestro Moro, e accanto una televisione in cui viene riprodotta la famosa foto scattata dai terroristi al leader della Democrazia Cristiana durante la prigionia. Un'immagine che, sarete d'accordo con me, fa accaponare la pelle. A rendere tutto ciò ancora più grave è il ruolo ricoperto dalla studentessa che su Instagram ha deciso di sfoggiare la maglietta. Agnese Tumicelli, questo è il suo nome, è rappresentante al Dipartimento di Giurisprudenza, presidente del Consiglio studentesco e componente del Consiglio di amministrazione dell'Università di Trento. Insomma, non l'ultima arrivata, soprattutto perché, viste le sue molteplici cariche, è chiamata a rappresentare tantissimi ragazzi e ragazze. Eppure le responsabilità derivanti dai suoi ruoli non sembrano toccarla. Tra l'altro su questa situazione la ragazza ufficialmente ha fatto poi retromarcia chiedendo scusa, ma in maniera abbastanza, come dire, abbastanza confusa, e qualcuno comunque a Trento prosegue con quasi scusando questo elemento che è tutt'altro che goliardico, insomma, ecco, sicuramente fa riflettere. Andiamo avanti, dicevamo, parliamo di Europa, come vi dicevo. Ho un brevissimo contributo che sono andato a recuperare. È l'intervento, parliamo di Europa, parliamo di armi, di aumento del bilancio, di spese per la guerra. Si tratta dell'intervento all'ultima plenaria dell'eurodeputato Vannacci nei confronti appunto di Kaja Kallas, che è l'alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera. Si chiama alto rappresentante perché non possono chiamarlo ministro degli esteri, ma comunque è questa un po' la situazione. Allora io agevolo alla regia il filmato e chiedo di alzare l'audio. Ecco. Cari colleghi, s'il n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche. Eh sì, perché ieri io sono andato a fare la spesa al supermercato. Non l'ho incontrata, signora Kallas. Evidentemente lei, la signora von der Leyen, la spesa l'ha fatta fare da qualcun altro. Ma non era un supermercato qualsiasi, era il Kiel Institute. E sono andato immediatamente nel reparto carri armati e ho trovato un listino prezzo. Il carro tedesco Leopard 2 A8 costa 29 milioni di euro. Il carro russo T90 ne costa 4 di milioni di euro. E il carro cinese 99 Alfa ne costa 2,3. Poi ho cambiato reparto e sono andato al reparto dei semoventi di artiglieria. Il semovente tedesco PZH 2000 costa 17 milioni di euro, mentre il semovente coreano K9, appena comprato dalla Polonia, costa 3 milioni di euro e il semovente russo 2S19 costa 1,5 milioni di euro. Vedete, aumentare la spesa militare al 5% o al 3,5% in queste condizioni di non competitività a livello economico ed energetico non ha alcun senso.
Ma queste condizioni non sono cadute dal cielo, ma sono figlie delle politiche scellerate di questa Europa a trazione socialdemocratica degli ultimi 20 anni, che lei, signora Callas, sostiene e che la sua Presidente e che la sua Commissione continuano a sostenere. Signora Callas, ci vada al supermercato ogni tanto e li guardi i prezzi, come fanno tutti i cittadini europei, che 250 anni fa non ne hanno voluto sapere di mangiare delle brioche al posto del pane e che oggi non vogliono sentir parlare chi al posto del pane vuole dar loro dei cannoni. Grazie, insomma credo che questo intervento sia stato molto chiaro. Adesso andiamo in pausa pubblicitaria, ci rivediamo tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ritorniamo in studio, 12:33, sic et non è la trasmissione, Open Your Eyes, aprite bene gli occhi, con Marco Tognini. Vi ricordo che se volete intervenire in diretta potete chiamare lo 02 9294 7222. Siamo entrati, ad esaminare un po' il panorama europeo. Abbiamo visto l'intervento di Roberto Vannacci sulla questione del riarmo europeo, del 5%, del fatto che comunque paradossalmente l'industria bellica europea non è performante rispetto a quella degli altri paesi, quindi si rischia di creare dei danni. A maggior ragione lo si fa in Europa, dove si sta cercando di imporre una serie di percentuali di di componentistica europea che andrebbe poi a favorire nei fatti la Germania o comunque l'asse franco-tedesco. Quindi ancora una volta, per i problemi del Green Deal e per i problemi dell'industria pesante, soprattutto tedesca, insomma si cerca questa scappatoia legata alla difesa. Però parlare di difesa oggi può avere un senso, e ha un senso solo se si parla di chiaramente minacce tecnologiche, se si parla di satelliti, se si parla di sicurezza delle reti. Abbiamo visto i problemi legati alle
alle reti computer, alle reti di distribuzione dell'energia, insomma all'informazione. Insomma, oggi la guerra è anche e soprattutto un contrasto spesso, diciamo, tra concorrenti economici su piani diversi che non quello tradizionalmente militare, ribaltando, se volete, quello che era il concetto antico ottocentesco di von Clausewitz, che diceva che la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi. Possiamo dire che oggi guerra è molto più di tutto quello che si fa con un'arma in mano, ma insomma ci sono armi anche molto più appuntite e affilate, c'è guerra psicologica, c'è guerriglia, ci sono problemi che spesso poi le democrazie vivono anche con il problema poi elettorale, quindi tra svolte autoritarie e svolte più o meno liberal, ovviamente queste situazioni, questa gestione anche del consenso diventa quasi un paravento a operazioni di tutt'altro tipo. Abbiamo visto Susanna Ceccardi, ringraziamo tutti gli europarlamentari della Lega che ci danno sempre anche tanto materiale per ragionare. Andiamo all'ultima plenaria appunto di Strasburgo. Italia decisiva, cade un pezzo di Green Deal. L'articolo è di Sergio Giraldo, commentatore sempre molto attento anche su questioni economiche. Il governo Meloni ha assestato, dicevo, un colpo al Green Deal europeo, ordinando all'ambasciatore italiano presso il Consiglio UE, voi sapete che al Consiglio UE si vota per capita, diciamo, quindi ciascuno Stato ha un voto e ha un veto, volendo da dare, di ritirare il sostegno alla cosiddetta direttiva anti-greenwashing, che fa parte del grande pacchetto del Green New Deal. Sono, diciamo, quando è stato presentato, insomma, per quello che ho visto anch'io nella mia esperienza europea, si trattava di oltre 32 tra direttive che poi vanno interpretate dalle leggi nazionali e regolamenti direttamente applicabili. Quindi un corpus normativo che, come vediamo, insomma, sta cambiando, modificando quella che è poi la nostra vita. Pensiamo alle auto, pensiamo al riscaldamento, pensiamo all'approvvigionamento dell'energia e ai costi dell'energia. Questa norma, che è stata bloccata, parte appunto dal Green Deal del 2023, avrebbe imposto alle aziende di verificare indipendentemente le dichiarazioni ambientali, evitando pubblicità ingannevoli, ma, ripeto, con nuovi pesantissimi oneri burocratici. L'Italia, da sempre contraria, ha fatto cadere la maggioranza necessaria in Consiglio, spingendo la Commissione a considerare il ritiro della proposta. C'è stato ovviamente un grande can-can mediatico anche da parte dei sostenitori, insomma. Sandro Gozzi, che è un membro di Renew, dei liberali che sostengono la von der Leyen, tra l'altro Sandro Gozzi italiano, renziano, eletto in Francia con il partito di Macron. Gozzi accuserebbe una presunta intesa tra Meloni e von der Leyen, mentre il socialista Timo Folken punta il dito contro la commissaria all'ambiente Roswell. Il Partito Popolare Europeo, i conservatori e i patrioti avevano già chiesto di abbandonare la direttiva, opponendosi a un emendamento sulle microimprese. La Commissione, pur non avendo formalmente ritirato la proposta, appare spiazzata e il trilogo previsto con il Parlamento e la presidenza polacca è saltato. Che cos'è un trilogo? È sostanzialmente una conferenza di confronto a tre, appunto, tra Parlamento, Consiglio e Commissione. La mossa di Meloni, che ha chiarito le ambiguità, segna una vittoria politica per l'Italia e una sconfitta per socialisti, verdi e liberali, mettendo in crisi la maggioranza Ursula 2. Tensioni emergono anche nella Commissione, con la commissaria spagnola Teresa Ribera contraria al ritiro. Ribera è esponente socialista. Il punto centrale è il ruolo decisivo dell'Italia, che smantella finalmente un pezzo del Green Deal, anche se molto resta da fare, opponendosi alla burocrazia di Bruxelles e riaffermando la propria linea contro norme gravose per le imprese in un contesto di divisioni interne alla UE. Diciamo che, se vogliamo, possiamo andare avanti sempre con il focus europeo. Passiamo alla politica estera. Un altro articolo interessante, sempre sulla Verità, il titolo è emblematico.
Masochista sull'Ucraina, irrilevante in Medio Oriente. L'UE colleziona un altro flop. Alessandro Rico denuncia l'irrilevanza dell'Unione Europea sulla scena globale, schiacciata tra un masochismo bellicista in Ucraina e un'assenza di ruolo nel conflitto Iran-Israele. L'UE, descritta come un mostro burocratico da Giorgia Meloni, non riesce a parlare con una voce sola, come già notava Henry Kissinger fin dagli anni 70. L'unico leader informato da Trump prima dell'attacco a Fordow in Iran, la centrale nucleare, è stato il leader britannico, che paradossalmente è l'unico fuori dall'UE, a conferma della marginalità europea. Mario Monti, ogni tanto i commentatori, certi nomi ritornano, attribuisce l'impotenza dell'UE ai nazionalismi e propone un club ristretto che superi l'unanimità, favorendo Francia e Germania di fatto a scapito di paesi come Italia o Ungheria. Vediamo tutti questi grandi patrioti che portano avanti sempre il nostro interesse nazionale, si fa per dire. Meloni invece punta il dito contro la natura tecnocratica dell'UE, che allontana i cittadini e soffoca la politica. La presidente della Commissione von der Leyen celebra il cessate il fuoco in Medio Oriente annunciato da Trump, ma l'UE di fatto non ha avuto alcun peso. Persino sulle sanzioni a Israele per Gaza, Kaja Kallas ammette l'impasse per mancanza di unanimità tra i 27. In Ucraina l'UE ha abbracciato un'ebbrezza bellicista, dice l'articolo, alimentando un conflitto inconcludente con armi e fondi, esponendo le economie a uno shock energetico per la dipendenza dal gas americano, più caro di quello russo. Rico poi critica la subalternità agli Stati Uniti, già evidente nel 2014 con il golpe di Maidan, e il rifiuto di sostenere i negoziati di Trump con Putin. Il punto centrale, voi lo capite benissimo, è che l'Unione Europea, incapace di autonomia strategica, si condanna a un'irrilevanza globale, rischiando di sacrificare il welfare, quindi tutto lo Stato sociale, per una corsa agli armamenti contro una presunta minaccia russa. Anche questa è una osservazione molto pertinente che non sempre vediamo sui media mainstream. Riflessioni interessanti sempre sull'Occidente da Marcello Veneziani, storico, voi sapete, politologo, uomo della nuova destra, è stato anche consigliere di amministrazione della RAI. L'Occidente festeggia gli 80 anni dal post 1945, quindi dalla fine dell'ultima guerra mondiale, ma la torta è piena di esplosivo. Veneziani denuncia il fallimento delle guerre umanitarie e il rischio di un riarmo europeo inadeguato. Le basi dell'Europa unita, posate da statisti cristiani come Adenauer, Schuman e De Gasperi, non Ventotene, anche questa è una bella critica che si basa insomma sull'attualità, sono state offuscate da due bugie: che i nazionalismi abbiano ostacolato l'Unione Europea, quando invece fu il crollo dell'Unione Sovietica a sbloccarla, e che l'Occidente abbia garantito la pace globale, ignorando le decine di conflitti fomentati dagli Stati Uniti, il paese più belligerante al mondo. Le guerre americane, spiega Veneziani, dall'Iraq all'Afghanistan, dalle primavere arabe alla Libia, hanno promesso democrazia ma lasciato caos, regimi peggiori, terrorismo globale, da Al-Qaeda all'ISIS, e stragi di civili. L'Occidente ha chiuso gli occhi su massacri in Cina e nell'Europa sovietica, intervenendo solo contro stati isolati, usando pretesti come interventismo umanitario o guerra preventiva. L'Iran, pur detestabile per il suo regime, è militarmente debole, isolato e incapace di minacciare davvero Israele o gli Stati Uniti, rispondendo con azioni simboliche e preavvertite. Il riarmo europeo, spinto da Trump, che chiede il 5% del PIL per la NATO, è il vero nodo. Veneziani in questo caso dubita della sua utilità, è tarato su un nemico superato, la Russia sovietica, costoso e inadeguato alle guerre moderne, favorendo più l'industria delle armi che la sicurezza. Il punto centrale è l'amara critica all'Occidente, che celebra la sua storia ma ignora i propri errori, rischiando con il riarmo di preparare non la pace, ma un'escalation disastrosa in un mondo già segnato dalle sue follie belliche. Come vedete, molto interessante questo spunto sul problema dell'Unione Europea che ignora se stessa e i propri problemi. Possiamo dire che è una storia vecchia. Voi sapete, tra l'altro quest'anno si celebrano, se non erro,
i 20 anni dai famosi referendum, quello olandese e quello francese, che dissero no alla Carta di Nizza, no a quella Costituzione o quella bozza di Costituzione europea che era stata appunto predisposta da un gruppo di saggi. Vi ricordate, per l'Italia avevano partecipato Giuliano Amato, Gianfranco Fini e molti altri. Ebbene, quell'Europa era comunque già una costruzione molto burocratica e che non risolveva il nodo della moneta unica, il nodo del debito, quindi faceva ancora figli e figliastri, e fu respinta. E se voi ricordate bene, quale fu la reazione? La reazione fu di evitare qualsiasi altro tipo di referendum confermativo, e venne poi approvato, vi ricordate, dalla Commissione Barroso il Trattato di Lisbona, che riprendeva i pezzi meno meno controversi del Trattato di Nizza, e venne approvato con un iter che non prevedeva più i referendum. Cioè alla fine l'Europa ha ignorato il problema ed ha reso palese a tutti che l'Europa ormai ha una volontà propria, fatta, potremmo dire, dai propri funzionari, che tra l'altro oggi continuano a chiedere, voi vedete, risorse proprie. Di che cosa si tratta? Si tratta di nuove tasse, evidentemente, perché oltre al bilancio europeo, che grava già per una quota parte importante sulle 27 nazioni, l'Italia, lo ricordiamo, dal 1990 è un contributore netto del bilancio europeo, cioè riceve meno di quanto poi dà. Può essere una scelta, dico io, a fronte magari di un mercato unico, di tante altre situazioni, però diciamo che oggi i piatti sulla bilancia non direi che si equivalgano proprio, e i problemi sono molti. L'Europa in questo caso sta mostrando sempre di più la sua faccia più deleteria, e se davvero qualche stop ci potrà essere, dovrà partire verosimilmente dal basso, da nuovi governi più consapevoli, da anche la fine di tante liturgie politiche che poi, come vediamo, non portano a un reale cambiamento della situazione. Proseguiamo. Interessante come in questi giorni, anche se se ne parla poco, c'è un'altra battaglia di grandissimo livello e di grandissima importanza, anche per esempio per i nostri agricoltori, ed è la PAC, la politica agricola comune, perché purtroppo c'è l'idea di quel famoso fondo unico europeo, che mette però a rischio quasi 300 miliardi per questa politica agricola, che serve soprattutto ai produttori per gestire intanto tutte, come dire, tutte quelle questioni burocratiche legate al Green Deal, che stanno appesantendo molto il lavoro. Cioè, se il contadino, l'agricoltore di oggi, che è un agricoltore comunque informato, e soprattutto, sottolineo, nel nostro paese è anche uno dei migliori a livello di rapporto con l'ambiente, con i residui, con tante situazioni, ebbene, viene soffocato da questa marea montante. È evidente che poi si vuole andare verso una società che magari punta come alimenti alle pillole o alla carne sintetica o alla farina di grilli. Insomma, questo è quello che non vogliamo per la nostra per la salubrità, insomma, oltre che per la tradizione effettivamente anche della nostra enogastronomia. Ebbene, vi dicevo, a Varsavia, durante la riunione informale dei ministri dell'agricoltura, il commissario Hansen ha difeso con vigore la PAC come un pilastro della sicurezza alimentare europea. Ci sono però pressioni geopolitiche, c'è la questione del cambiamento climatico che viene tirata un po' dappertutto, e nuove malattie del bestiame. Solo mantenendo gli strumenti finanziari ora in vigore, l'Europa potrà continuare a produrre in modo sovrano e sostenibile. La von der Leyen invece è persuasa a portare avanti questa riforma, che invece taglierebbe decisamente, perché, come voi sapete, anche in Europa la coperta
è corta diciamo il rischio appunto è che le risorse destinate all'agricoltura nel bilancio 2028-2034 siano decisamente riviste al ribasso. Oltretutto c'è un discorso anche legato alla gestione di questi fondi, che sono fondi che vengono utilizzati sul territorio dove meglio vengono anche gestiti, quindi c'è il discorso tra chi preme per una centralizzazione di questi fondi e chi vorrebbe lasciare la regionalizzazione dei fondi stessi. Parlavamo di difesa prima appunto di questo caso europeo, ma di che cosa poi si tratta? Cioè quale sarà lo strumento per appunto creare questa nuova fantomatica difesa europea? Si parla di un regolamento omnibus, cioè di un regolamento che comprenderà molti settori, un pacchetto di misure per accelerare gli investimenti e la produzione nel settore della difesa. Di che cosa si tratta lo vediamo insieme. È stato diciamo proposto per il momento in conferenza stampa dalla responsabile della sicurezza Virkkunen insieme a una nostra vecchia conoscenza che è il commissario all'economia Dombrovskis. Le misure stabilite in tale regolamento mirano a sostenere l'industria e a potenziare le capacità e le infrastrutture di difesa con regole più snelle per il settore, staremo a vedere, e autorizzazioni molto più rapide, con uno sportello unico, compatibilità con i criteri di sostenibilità degli investimenti, certezza nel diritto, attuazione delle normative ambientali, anche qui vedete l'ambiente lo tirano un po' dappertutto, trattamento più favorevole da parte dell'antitrust comunitario per le fusioni e gli aiuti di Stato nel campo della difesa. Esiste già un libro bianco della difesa presentato lo scorso marzo dalla Commissione europea. Si parla di misure che riducono la burocrazia, staremo a vedere, insomma, le procedure autorizzative che dovrebbero ridursi ai 60 giorni fino a un fondo europeo per la difesa, cosiddetto EDF, che dovrebbe ridurre gli oneri amministrativi. E poi c'è il grande tema degli acquisti congiunti, di quelle centrali europee d'acquisto per tutti i paesi europei, che però voi lo capite, è successo la stessa cosa in tempi di Covid. Queste centrali europee favoriscono qualcuno a danno dell'altro o fanno crescere chiaramente patrimoni in maniera molto, molto veloce, ecco, molto veloce. Questo è un po' il panorama e insomma ci auguriamo che, come sempre, la libertà di critica e la libertà di intervenire, di non fermarsi anche solo alle facciate, alle notizie un po' da telegiornale, ma ci sia voglia di approfondire e quindi il cittadino sovrano possa ancora una volta intervenire, indignarsi quando serve e, ripeto, sensibilizzare i propri rappresentanti anche in Europa. Vi ripeto, potete telefonare allo 02 9294 7222. Andiamo avanti con le critiche all'Unione Europea, non perché diciamo oggi abbiamo il pallino, ma perché effettivamente le notizie sono tante. Dalla Spagna giunge una notizia interessante: le 5 grandi economie dell'UE chiedono cambiamenti all'Eurogruppo, cioè diciamo al gruppo che sostanzialmente coinvolge i ministri delle finanze dell'area monetaria. Francia, Germania, Spagna, Italia e Paesi Bassi, 5 potenze economiche della zona euro, accusano l'Eurogruppo di avere perso smalto. Si tratta di un documento congiunto di 2 pagine e i 5 paesi chiedono un Eurogruppo più agile per affrontare le sfide strategiche di un'epoca cruciale, senza però criticare apertamente il presidente uscente, che ricorderete è in carica dal 2020, è l'irlandese Pascal Donoghue, candidato peraltro alla rielezione, quindi anche qui
ci sono queste trattative sotterranee per un nuovo rappresentante che dovrebbe interpretare meglio anche i bisogni del momento. Il testo non fa nomi, ma lascia intravedere le carenze dell'Eurogruppo, che ha prodotto risultati modesti fino ad oggi: riunioni mal preparate, documenti non condivisi in anticipo, sovrapposizioni con l'Ecofin, che include tutti i ministri dell'Europa. Oggi si propongono meno incontri, ma una chiara divisione dei compiti per evitare duplicazioni. Sul piano dei contenuti, i 5 grandi spingono per dare slancio a progetti chiave: l'Unione del risparmio e degli investimenti, delineata a maggio 2026, l'Unione bancaria, ancora incompiuta dopo la crisi della Silicon Valley Bank, e l'euro digitale, visto come arma per ridurre la dipendenza dai sistemi di pagamento americani come Apple Pay. Ovviamente l'euro digitale è un'arma a doppio taglio, ne abbiamo parlato anche in questa sede. L'Eurogruppo, insomma, dovrebbe ritrovare ambizione e incisività per non restare un organo di secondo piano. Le grandi economie vogliono un forum che guidi la zona euro in un mondo instabile tra protezionismo USA e competizione cinese, ma il successo dipenderà anche dalla capacità di superare le divisioni interne e dalla leadership del prossimo presidente. Ovviamente noi metteremo sempre comunque l'accento sull'interesse nazionale e sull'interesse locale rispetto a un fantomatico interesse europeo che oggi non sappiamo bene poi da chi o da che cosa venga incarnato. Andiamo avanti con le polemiche. È polemica dell'altro giorno, quella nei confronti di Regione Lombardia. Voi sapete che è stato chiesto il patrocinio rispetto al Gay Pride, alla manifestazione che si terrà questo fine settimana a Milano, anche a Regione Lombardia. Il patrocinio è stato negato dall'ufficio di presidenza, è stata poi presentata dalle minoranze, quindi dal PD, dalle sinistre e dai 5 Stelle, una mozione che chiedeva la partecipazione con la fascia, il riconoscimento del Gay Pride come una manifestazione di interesse nazionale legata insomma al mondo dei diritti, l'apertura di una serie di tavoli. Poi questa mozione, che pure aveva visto comunque un certo interesse da parte anche di qualche membro della maggioranza, soprattutto per quanto riguarda comunque situazioni di di tolleranza, situazioni legate anche al rispetto delle diversità, è stata sonoramente bocciata. Vi leggo il comunicato di Silvia Scurati, consigliera regionale della Lega, eletta in provincia di Milano, che ha dato un po' la linea, la dichiarazione di voto. Ecco il testo della Scurati. Il Pride, evento politico e divisivo. Regione Lombardia non farà da sponsor a questo circo ideologico. Anche quest'anno torna la solita mozione per concedere il patrocinio e la presenza ufficiale della Regione al Pride. Ma è ormai evidente a tutti che si tratta di una manifestazione politica non certo neutrale, tra slogan contro il centrodestra, cartelloni blasfemi e ridicolizzazioni delle istituzioni, come il cartonato del presidente Fontana al Pride 2024, ce lo ricordiamo. Il rispetto sembra davvero essere l'ultimo degli obiettivi. Da Torino a Palermo, passando per Napoli e Roma, il Pride ha mostrato impietosamente divisioni interne, bandiere di regimi che perseguitano gli omosessuali, il riferimento ovviamente alle bandiere della Palestina, e finanziamenti pubblici fuori luogo. Il tutto condito da travestimenti e provocazioni che sviliscono proprio quei diritti che si pretende di difendere. La tutela dei diritti non ha bisogno di parate esibizioniste e offensive. In Lombardia tuteliamo davvero le persone, tutte, comprese quelle che non vanno in giro a insultare chi la pensa diversamente. La gente per bene, indipendentemente dall'orientamento sessuale, è stufa di essere rappresentata da chi scambia l'inclusione per una passerella politicizzata e troppo spesso sopra le righe. Ecco quindi un intervento direi molto molto chiaro da questo punto di vista. Andiamo avanti, torniamo appunto sul tema europeo, perché c'è moltissima carne al fuoco.
la Commissione europea emetterà 70 miliardi di Eurobonds nel secondo semestre 2025. Abbiamo visto, voi sapete, c'è questo problema di raccolta di fondi. Gli Eurobonds sono uno strumento importante, bisognerà capire però di quali interessi, di quanti interessi insomma saranno caricati, e anche qui vediamo che insomma i finanziamenti europei non sono mai finanziamenti diciamo gratis et amore dei, ma effettivamente fanno riferimento poi a un costo che, come nel caso del PNR, comunque del PNRR, è un costo assolutamente ponderoso, insomma, ecco, non sono i famosi miliardi gratis di Giuseppe Conte. Chiudiamo qui il nostro spazio dedicato all'approfondimento con Sic et Non. Vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre alla stessa ora. Quindi da Marco Tognini, grazie a tutti voi ascoltatori, e come sempre Open Your Eyes. Avete